Buongiorno amici, ci troviamo nella località Pieve Ligure, nella zona alta, Pieve Alta. Oggi è il 26 dicembre 2024, il giorno di Santo Stefano. Dopo il sostanzioso pranzo di Natale è arrivato il momento di smaltire un po' gli eccessi e l'escursione di oggi, partendo da giusto Pieve Alta, ci porta al Monte di Santa Croce, a conquistare la vetta del Monte di Santa Croce, dove è presente un rifugio corredato di tavole, panche e persino il barbecue per chi volesse fare delle pietanze alla brace. Da lassù si avrà una vista estremamente spettacolare e suggestiva su tutto il Golfo Ligure, e oggi è ulteriormente più bella perché col cielo così sereno e nitido si avrà anche una vista su tutta la catena montuosa. L'escursione si sviluppa in circa 1 ora e 30 ed è in lieve salita, non faticosa. Ok amici, andiamo, così arriviamo il più presto possibile e possiamo ammirare questo meraviglioso paesaggio. Seguendo sempre l'indicazione via delle Chiappe, a un certo punto il sentiero passa attraverso delle case e bisogna proseguire con quella scalinata. Arrivati a questo bivio si segue il sentiero di destra, proseguendo per sentieri per Santa Croce. E a questo punto inizia una salita un po' più ripida verso sinistra, seguendo, arrivati a questo punto, 2 quadrati pieni rossi. Durante la salita incontriamo anche delle cappellette riguardanti l'agonia di Gesù. Il secondo mistero, la flagellazione di Gesù. Arrivati a questo incrocio, proseguire sempre dritti. Ci inoltriamo adesso in una pineta. Incontrando il terzo mistero, l'incoronazione di spine. Il quarto mistero, il viaggio di Gesù verso il Calvario. Ci apprestiamo a percorrere l'ultimo tratto in salita piuttosto ripida per arrivare al rifugio. Eccoci qui, abbiamo impiegato un po' di più. Dopo circa 2 ore dalla partenza giù da Pieve Alta siamo arrivati incontrando l'ultimo e quinto mistero. Gesù muore in croce. Eccoci qua, Monte Santa Croce, 518 metri sopra il livello del mare. E raga, eccoci qua, siamo arrivati, uno spettacolo impagabile. Da qui si vede tutto il Golfo Ligure e tutte le cittadine della costa. E questa è la chiesetta di Santa Croce. E qui nell'area della chiesetta, proprio a ridosso del sagrato, è presente anche il rifugietto dove potersi riparare, eventualmente pranzare nelle giornate di pioggia o di vento o nuvolose. Quest'area invece è dedicata al barbecue.
un barbecue per 4 postazioni. Ok amici, allora dal Rifugio Santa Croce auguriamo buon Santo Stefano e buon pranzo. Ciao! Cin cin. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Bene ragazzi, allora, dopo aver pranzato ed essersi riposati al sole, torniamo giù a Pieve Alta facendo un anello, così abbiamo una visione ulteriormente panoramica del Golfo Ligure. Ok? A dopo! Arrivati a questo bivio, dove è presente un vecchio serbatoio dell'acqua, noi, seguendo sempre i due quadrati rossi, svoltiamo a sinistra, seguendo il sentiero che scende verso San Bernardo, perché se proseguiamo dritti andiamo sulla cima del Monte Fasce, proprio come è indicato dalla cartellonistica. Ma noi dobbiamo scendere giù a sinistra e il sentiero si fa un po' in pendenza. Durante la discesa il segnavia diventa 3 pallini rossi. Eccoci, allora, arrivati a questo bivio, noi adesso dobbiamo prendere il sentiero di sinistra. Il sentiero di sinistra che ci riporta nuovamente a Pieve Alta. Il sentiero si sviluppa dentro un bosco. Arrivati a questo punto siamo in presenza nuovamente di un crocevia. Noi seguiamo per il ritorno a Pieve il sentiero di sinistra, seguendo l'indicazione Pieve. Ok amici, allora siamo rientrati a Pieve Alta e tra un po' siamo vicino alla chiesa dove abbiamo lasciato la macchina. Intanto facciamo un breve riepilogo su come effettuare questa escursione. Allora, Riviera Ligure, di Levante, Pieve Ligure, poi sulla sinistra si sale per arrivare a Pieve Alta, si va sino in cima e intorno nell'area della chiesa c'è posteggio, si posteggia lì. E vediamo subito sulla sinistra una scalinata con una crosa e via 11 febbraio. Si prende quella, si segue in salita fino a seguire le indicazioni via delle Chiappe, proprio così si chiama. Poi finita via delle Chiappe incomincia lo sterrato e si seguono 2 quadrati pieni. Si va dritti su e si arriva al Monte di Santa Croce, dove c'è la chiesa di Santa Croce e il relativo rifugio dove abbiamo pranzato. Poi da lì abbiamo effettuato un giro ad anello. Scendendo, oltrevarcando la chiesa, siamo scesi dal lato verso San Bernardino, verso San Bernardo, e da 2 quadrati pieni il segnavia diventa 2 tondini rossi. Seguendo i 2 tondini rossi, poi ad ogni bivio io ho spiegato quale direzione prendere e poi si scende verso nuovamente la chiesa e verso il sagrato. La giornata è stata bellissima, come abbiamo potuto vedere. Oggi è il 26 dicembre 2024, Santo Stefano. Benissimo, e in questo meraviglioso scenario la Compagnia dei Viaggiatori vi saluta, augura buone feste di Natale, buone feste di Capodanno e vi rimanda alla prossima avventura.
Buone Ciao, feste. buone Ciao. feste. Ciao.